di prendere il posto, il Lecce non muta l'assetto che ha dato gioco ai punti. Lecce che spaventa Abbiati con Vugrinec al settimo, abile nel saltare Maldini e cercare la porta. Che il Milan possa colpire in contropiedi è pensabile quando Leonardo assiste lungo, Shevchenko. Ecco l'ucraino fra un paio di difensori, Savino Viali, e Viali mette in bada la pericolosità. Milan in vantaggio al 20°, Ambrosini, Maldini, come a Udine l'assist vincente. Sul primo palo va Birov ma non tocca il pallone, arriva Leonardo da dietro, 1-0. Primo gol del brasiliano in campionato, gol che ne sancisce nuovamente l'inamovibilità. Rivediamo ancora il lancio di Maldini, perfetto. Il tocco di Leonardo, Chimenti è battuto. Passano 2 minuti, Balleri. Stacca Vugrinec nello spazio, c'è Conticchio, bel pallonetto e il Lecce che pareggia. Secondo gol del centrocampista del Lecce in questo campionato. E Kavasin, come vedremo, si compiace molto dell'azione, ma passano 5 minuti. Angolo e la palla che non esce dall'area di rigore del Lecce, e quando la palla finisce sul piede di Shevchenko sono uguali. Il gol del 2-1 festeggia così l'ucraino che stranamente, come dicono le statistiche, segna poco nel primo tempo. E poi l'agilità di Gattuso, la sua partita lucida non sono affatto in discussione. Uomo contro uomo, recita il credo di Kavasin, ma è già tutto fatto quando Juarez accarezza sì la palla ma anche la caviglia di Ambrosini. Per Pellegrino e non solo è rigore ineccepibile. Shevchenko dal dischetto e trasforma, gol del 3-1, doppietta, 10ª rete in campionato, la 19ª stagionale. Questa volta Kavasin ingoia Amaro mentre Zaccheroni s'affina il palato. E sì, perché il Milan cattura molti palloni, ha fame insomma. Leonardo per Birov che cerca il secondo palo ma non lo trova. Birov che poi viene spinto alle spalle da Juarez, ma Pellegrino la pensa diversamente. Partita segnata, Lecce convinto di non raddrizzarla, Milan attento in condizioni psicofisiche eccellenti, come dimostra una ripresa telecomandata dalla squadra di Zaccheroni. Qui un lampo rimasto tale di Lucarelli. Poi Lecce che è convinto però di aver realizzato un gol valido, annullata la rete, si era sul 3-1 e a toccare questa palla lunga di Chimenti è Costa Curta. Tra sbadigli ed applausi a Shevchenko che abbandona il terreno di San Siro, anche oggi scivoloso, trappola per molti giocatori, si arriva al 42esimo. Maldini, lungo linea per Leonardo e la palla in profondità per Josemari, subentrato l'ucraino, gol del 4-1, primo gol in campionato per lo spagnolo. 10º risultato utile per il Milan, imbattuto da 1 mese e mezzo in Italia come in Europa. Il Milan senza difetti. Ma toglie da strizza